Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla pillola del vostro Marietto veneziano. Bene, da come avete visto dal titolo della mascherina, oggi parlerò del il magico esagramma di Salomone. E cosa sarebbe? Sarebbe praticamente un sigillo che si appende sulla veste di lino o di seta nera del mago operatore, di alta magia operativa, che serve praticamente a far apparire i geni altissimi e anche bassi in forma umana e a obbedire prontamente a ogni ordine, e deve essere sempre portato anche per difesa. Quindi questo non sostituisce i sigilli, ma è una protezione attiva per fare in modo che il genio che appare si presenti in forma umana. Mm? Questa è la forma usata del magico esagramma del re Salomone. Deve essere tracciato su pergamena, mi raccomando, deve essere tracciato su pergamena con inchiostro rosso dell'arte nell'ora di mezzogiorno, quando la luna è nuova, mi raccomando, a luna nuova a mezzogiorno con l'inchiostro dell'arte e su pergamena. E all'inizio della cerimonia deve essere indossato sopra la veste. È importante perché voi, quando incomincerete a operare, se opererete, non dovete pensare che basta avere un sigillo e fare un cerchio di farina o di quant'altro, ma dovete avere anche tutte le attrezzature. Questa piccola pillola serve per iniziare a spiegarvi alcuni strumenti. Se il mago o il praticante o diciamo l'adetto o il principiante in fondo vuole iniziare. Ecco, l'esagramma di Salomone, se vuole iniziare a praticare la magia salomonica, è uno degli attrezzi più importanti, con il cerchio, il triangolo, la veste nera, la spada, l'incenso e quant'altro. Oggi vi spiego solamente l'esagramma, ve lo metto qui in descrizione, sovrascrizione, scusate, sovraimpressione, così che lo potete guardare bene. Se voi lo incontrate in giro per il web, vi ricordo che non è un sigillo da portare a destra e a manca, ma è un sigillo da usare proprio per fare in modo che il genio che vi appare in forma umana e sia sottomesso a voi. Poi chiaramente ci vogliono anche gli altri sigilli, perché ogni genio c'è un sigillo di conseguenza, almeno nella magia solomonica. Quindi poi rispondo anche alla domanda di alcune persone che mi hanno fatto sul tubo, su Face, su Twitter e via dicendo. Cioè, quando si opera ad esempio con persone che vengono, magari uno fa reiki, fa massaggi, fa letture di carta, ecco, in realtà bisogna sempre essere protetti o con sigilli o con talismani o con elementali. Bisogna sempre avere una protezione e anche una protezione scarico, e bisogna sempre avere magari anche un circuito radionico attivo che tagli questi legami perniciosi che si potrebbero verificare, perché ricordatevi bene, come mi ha detto un mio grande maestro, chi comanda l'eterico comanda il mondo. Quindi molte di quelle cose che vi succedono nella vita nascono nell'eterico, sia positive che negative. Bene cari amici, per oggi vi ho parlato del magico esagramma di Salomone, ve l'ho messo in sovraimpressione, guardatelo bene, e dovete sapere, ripeto, che serve per quando si fanno operazioni di alta magia operativa, per richiamare i geni e farli apparire in forma umana. Bene, e non è un sigillo da portare in giro come portafortuna e via dicendo, ma solamente per essere di protezione durante le operazioni di alta magia operativa. Bene, cari amici, detto questo, vi saluto, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube di The Garda e anche al canale di Marietto Veneziano, o di venirci a trovare nei vari social che ho messo qui sotto in descrizione. E se avete anche delle domande da fare, fatele qui sotto nel YouTube, dove vedete la possibilità di scrivere, oppure se volete una consulenza telefonate pure al numero in finale del video. Grazie cari amici e alla prossima.